Signore e signori, il gruppo folk Tufudeso di Osilo. Ed eccoli qua, loro hanno preso possesso del palcoscenico. Qualche informazione mentre si preparano. Il gruppo nasce nei primi anni 50 con lo scopo di valorizzare le tradizioni ma anche l'abito e i balli tradizionali del paese. Negli anni a seguire partecipa assiduamente a tutte le maggiori manifestazioni religiose e sagre dell'isola, fino a partecipare addirittura anche al Carnevale di Venezia. Lo avete visto, il loro abito è davvero molto particolare, soprattutto quello femminile, ha anche un nome particolare ed è Sacapita, è l'abito di gala composto da una gonna in terziopelo rosso con una balza in raso. La peculiarità dell'abito è, lo vediamo subito, il copricapo da cui prende il nome la foggia, Sacapita proprio, sempre in terziopelo, che riporta i ricami della gonna. Quello maschile invece un pochino più austero. Ma che cosa ci presenteranno questa sera? Lo chiediamo direttamente a loro. Anche in questo caso mi avvicino quindi da Gavino. Intanto grazie, complimenti per quello che fate, per portare avanti le tradizioni di Osilo, e grazie perché con la vostra presenza arricchite questa serata qui a Ploaghe. Che cosa presenteremo a questo bellissimo pubblico? Allora, prima salita su Baludullu e seconda salita saggese. Un ringraziamento particolare va al Comitato di San Pietro di Ploaghe per averci invitati nuovamente a questa meravigliosa festa, e grazie a te per questa presentazione. Grazie a Gavino. È il momento quindi di vederli danzare. Signori e signori, il gruppo folk Tufudeso accompagnati da Davide Caddeo. Signore e signori, buona visione, godetevi questo bel ballo.